A volte mi vien voglia di partire con i miei strumenti per le strade in cerca di situazioni divertenti, dove raccontare storie vere o inventate, o danzar di notte tra gli ubriachi e le fate, e anche nelle strade. Quest'anno non è molto Medfest, è più un Merdfest. Calo di eventi, calo di pressione, calo di tutte cose. Vabbè, ma noi ci divertiamo lo stesso. Forse ci chiameranno la scema e... Allora, finalmente abbiamo trovato una persona di Buccheri, Giuseppe. Peppe, per gli amici. Per gli amici Peppe. E niente, ma come mai ci sono così pochi buccheresi? Che siamo pochi. Siamo 1500 abitanti. 1500? 70% anziani, anche di più. Quindi... Cioè, fai conto che l'anno prossimo non c'è più popolazione in questo momento. Ma ci sai dire qualcosa sul Medfest, tipo come nasce, perché? È nato con pochi soldi, proprio dei ragazzi di 5 anni, l'associazione Gruppo Neapoli. Gruppo Neapoli. Ho fondato questo gruppo e hanno preso un quattro soldi. E adesso invece? Poi è passato in mano agli amministratori. E adesso che è in mano degli amministratori la cosa? E ora dei finanziamenti comunque. spendono un sacco di soldi, spesi anche male, spesi. Ma la qualità? L'organizzazione, la qualità quest'anno soprattutto scadente, molto scadente. Quindi si dice in giro che più che un Medfest quest'anno è un Mersic, ce ne tanti sicuramente. Eh sì. Manca per noi soprattutto. È una vergogna che dopo tanto tempo arrivare a livelli così bassi. Strade buie di periferia, metteremo su un mucchio di poesia, perché sempre un modo si troverà per sognare, riuscire a stare allegri e mettersi a cantare. Ed eviteremo le città importanti per il nostro tour, sono troppo ingombranti. Ogni amore, dolore, cattive emozioni, insieme le trasformeremo in canzone. E anche nelle strade buie di periferia metteremo su un mucchio di poesia. Ma lei mangia, ma normalmente non dovrebbe servirci. Forza, Bella questa. un pezzo a lei. Già. Sarà il colpo dell'anno, le nostre cariche esploderanno, nei posti giusti da noi collocate, e ci apriranno le porte infinnate. Sarà il colpo dell'anno, gli sbirri non ci beccheranno, crollerà il dollaro e salirà lo yen. Sarà un colpo migliore di quelli di Arsenio Lupin.